Il mondo politico veneto e anche quello imprenditoriale è in lutto perché la candidatura dei Giochi 2020 è andata a Roma e non a Venezia. Ma siamo proprio sicuri di aver perso una grande occasione? Oppure non dobbiamo ringraziare di averla persa perché le Olimpiadi potrebbero anche essere un bagno di sangue? Poi l'altro tema, le intercettazioni. Sono passate le prime norme con multe per gli editori che pubblicano atti giudiziari prima del processo. È una giusta tutela della presunzione di innocenza o è un bavaglio messo ai mezzi di informazione? Infine i tagli, vedete lì Tremonti, no? Che ha raddoppiato, nel senso che dice che bisogna decurtare minimo del 10% gli stipendi ai manager pubblici e ai politici si parla addirittura del 15%. Prego, Pavarini, poi torniamo subito anche dei telespettatori. Lei cosa pensa? Cioè, abbiamo perso un'occasione o ci è andata bene che non siano arrivate in Veneto? Se potevo replicare a Giorgio. Ma un attimo dopo, però, sì. dai, perché sennò non andiamo avanti. È andata bene perché, fra l'altro, nel tavolo non c'era proprio la candidatura di Venezia. Cioè servivano 40 punti per essere candidati e ne aveva solo 20. Cioè non c'era neanche il barlume di possibilità che Venezia fosse candidata. Quindi è uno grande schiaffo, soprattutto questa politica di destra e di sinistra veneta che ha presentato una candidatura assolutamente senza fondamento. Perché di 40 punti, ripeto, ne aveva 20. Quindi la scelta è stata fra Roma e Roma. Fra l'altro Roma, grazie, quindi dice era velleitario anche assolutamente infondato, è stata una polemica proprio così di cortile nostra veneta, ma non c'era neanche il barlume, ma l'hanno detto questo. Poi inoltre bisogna dire che effettivamente Barcellona era autonoma, Roma adesso grazie alla Lega è autonoma, forse Roma avrà i finanziamenti che arriveranno perché grazie alla Lega sì, è stata la Lega a fare Roma autonoma e farla capitale d'Italia, quindi questa è un'evidenza. Arrivo subito per finire, per finire, sicuramente abbiamo appena cominciato, per finire vorrei dire in Veneto c'è ancora la solita storica carenza di strutture. Noi continuiamo a pagare, non torna niente. E cosa succede? Che come durante la dominazione austriaca le opere pubbliche vengono fatte, oggi lo chiamano project financing, in pratica è debito sulle collettività, cioè noi prima paghiamo le tasse e poi facciamo le opere a spese nostre, che naturalmente sono sempre lì pronti, che adesso per esempio lei dice dietro ce le portano anche nome via. Inglese, assolutamente ci sono ulteriori tasse che noi debiti delle collettività locali sono gli enti locali che vengono, il cittadino paga la tariffa, esattamente, quindi che cosa, allora mi spieghi una cosa, se noi siamo i proprietari perché gli enti locali fanno con le società private, perché devo anche pagare la tariffa? Se sono il proprietario, da quando in qua il proprietario paga? Perfetto, dice ancora una cosa sulle Olimpiadi, dopo chiudiamo. Veniamo alle intercettazioni perché siamo in un periodo in cui viene fuori da libri tipo Vaticano SPA, dalle inchieste su Anemone, l'esistenza di una grande, la chiamano cricca adesso, un grande sistema affaristico che in dispregio delle leggi ricicla il denaro anche attraverso il Vaticano. Ci sono adesso questo è ancora da dimostrare, dai. No, i conti stiamo parlando per esempio di Vaticano SPA. C'è il sospetto che lo IOR c'entri in tutte queste... assolutamente, Andreotti aveva i conti perché è un altro stato offshore il Vaticano, basta passare la catena e tu sei in uno stato in cui non c'è neanche la rogatoria per certe cose. E lì c'erano i conti Don Bancomat, eccetera. Parliamo di Anemone. Don Bancomat. Ecco, allora. Ma anche il centro messaggi di Balducci è dentro, quello di Anemone è sempre stata questa. L'autore della cricca dice il primo scandalo finanziario è 2 anni dopo l'Unità d'Italia. È sempre stata così. Il governo negli ultimi... Quindi oggi non se ne parlerà neanche più. Allora io dico, non aver fatto le Olimpiadi in Veneto forse salverà un pochino di moralità, almeno in questo al Veneto, e eviteremo di avere una classe politica che si perpetra con le tangenti. Va bene, d'accordo, dai, sentiamo ancora, uno dice allora sospendiamo tutti gli appalti pubblici. Tra l'altro siamo in crisi economica, si fanno le manovre speciali, evidentemente i soldi non li abbiamo, quindi non se ne deve neanche parlare. C'erano altrettante intercettazioni che riguardavano i dialoghi, che so, dell'Inter con gli arbitri, e guarda caso erano venute fuori solo quelle di Moggi. Allora cominciamo a dire che non è proprio garantismo questo. Un magistrato che fa la selezione sta già pilotando in maniera politica. È il contrario. Quindi non è garantismo. Ma chi sta dicendo quello che sto dicendo io? Perfetto, allora siamo d'accordo. Tutto deve essere pubblico perché sennò un magistrato tutto deve essere pubblico. Però attenzione, io per esempio a gennaio sono finito sui giornali con un'intercettazione privata mia dell'anno scorso e all'interno di un'inchiesta, quella della Polizia Veneta, sulla quale non sono neanche mai stato indagato.
Quindi mi sono visto conversazioni private sul giornale. Non ho avuto il diritto di replica da parte del giornale. Cioè non stavate organizzando No, io non c'entravo la lotta niente. per l'indipendenza del Veneto? Io non ho mai, sono persone che abbiamo buttato fuori, adesso hanno chiuso l'indagine, stanno rinviando a giudizio, noi non c'entriamo niente, proprio assolutamente nulla. Sono persone che hanno fatto queste cose dopo che abbiamo diviso i nostri destini ad agosto. Allora, lei anche io sono venuto fuori sui giornali con un'intercettazione privata mia che non sono neanche mai stato indagato. Quindi? Il giornale Quindi oggi non è mi ha mai d'accordo con questo dato, intervento? sto arrivando, non mi ha mai dato la possibilità di fare replica. Cioè io mi sono visto delle cose mie senza la possibilità di replica, quindi qual è il principio? Bisogna responsabilizzare i giornalisti da una parte, cioè se tu pubblichi delle cose e mi ledi l'immagine o mi dai il diritto di replica o mi paghi il danno. E questo non esiste in Italia. Di fatto un giudice a gennaio mi ha negato anche il diritto di replica e di risarcimento del danno a Padova. Però attenzione, un'altra cosa è quello che sta facendo il governo adesso, cioè sta vietando che si parli anche del materiale che il giornalista ha. Allora, un discorso è non pubblicare le intercettazioni, su questo possiamo sì e no essere d'accordo, ma nemmeno parlarne. Allora è un regime che non vuole più avere le responsabilità, che non vuole essere criticato. Ancora una telefonata. Non si chiama più cricca, ma dittatura. Si chiama dittatura, lei dice. Prego, direttore sull'Italia. La trota ci ha distolto da Italia. Io vorrei parlare di Italia. Dai, prego. Ha ragione Manzonetto a dire che abbiamo un sistema elefantiaco sul piano del personale. Addirittura l'amministrazione federale americana degli Stati Uniti ha meno persone del governo italiano, del sistema amministrativo italiano. Però il problema è che queste persone, se le mandiamo a casa, poi crea un problema economico a sua volta. Sociale. Ma non è vero che lo Stato italiano spende più soldi degli altri. Lo Stato italiano è fra i più efficienti nella spesa, nel senso che, data la popolazione, noi spendiamo poco. Dove finiscono? Perché? Come sta in piedi l'equilibrio? Cioè lei improvvisamente difende lo Stato italiano. No, io le sto dicendo che noi paghiamo gli stipendi invece di pagare gli asili, invece di pagare i servizi sanitari, invece di pagare le pensioni. Noi stiamo mantenendo milioni di persone e anche solo nelle istituzioni. Vabbè, però Manzonetto, 10 anni al governo, lei non mi può dire. Ecco, allora noi abbiamo un problema che non si può risolvere l'equazione Italia, perché per fare questi tagli devi andare a colpire l'evasione fiscale del Sud, l'assistenzialismo del Sud. Sì, ma l'evasione fiscale, dice l'Agenzia delle Entrate, è al 35% in Lombardia e Veneto, è al 90% in Sicilia e in Calabria. Vuoi andare a colpire sempre queste percentuali? No, sono Agenzia delle Entrate, cioè sul mio sito palmerini.net ci sono i dati dell'Agenzia delle Entrate. D'accordo, ma no, allora stiamo parlando. Non paga i tasse. Signori, sono dati dell'Agenzia delle Entrate, 90% di evasione sulla base dei dati IRAP, Agenzia delle Entrate. IRAP allora? IRAP, sì, quindi delle aziende. Allora, 90% Sicilia e Calabria, tutto il sud al 50%, compreso la Liguria, il resto del nord è sotto il 40%, Lombardia e Veneto sono i meno evasori, i più virtuosi. E questo non è razzismo, sono dati numerici, quindi quel signore può arrabbiarsi finché vuole, ma sono dati numerici che sono disponibili anche sul mio sito palmerini.net. Quindi, volevo finire, i tagli sono da fare, ma non li può fare nessuno, perché bisogna che il nord si prenda i suoi diritti a scapito del sud, e quindi è finita l'Italia. Loris Palmerini, grazie per essere stato con noi quest'oggi. Venezia per l'autogoverno e il movimento di cui fa parte.